Un accordo sottoscritto da Provincia e Corte d'Appello di Venezia permetterà d'ora in poi ai cassaintegrati e ai lavoratori in mobilità di prestare servizio negli uffici giudiziari alle prese con una cronica carenza d'organico. Operai in cassa integrazione o in mobilità impiegati negli uffici della Corte d'Appello di Venezia, alle prese con la cronica carenza d'organico della giustizia. Lo prevede la convenzione sottoscritta in mattinata a Cacorner dalla Presidente della Provincia Francesca Zaccariotto e dalla Presidente della Corte d'Appello Manuela Romei Pasetti, alla presenza del Presidente dell'Ordine degli Avvocati Daniele Grasso e di Ilio Cofanelli dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sarà l'ente pubblico a retribuire i lavoratori assegnando loro una cifra integrativa che gli consenta di percepire l'importo del vecchio stipendio, un nuovo progetto dopo quello avviato con l'Associazione Carabinieri. È un progetto ancora più impegnativo perché vede il coinvolgimento della provincia con una disponibilità economica di circa 50.000 euro che verranno utilizzati proprio per impiegare una ventina di soggetti che saranno selezionati in base a un bando assieme con chiaramente il personale della Corte d'Appello e verranno utilizzati per un periodo massimo di 6 mesi in attività che sono individuate dalla stessa Corte. Anche il Tribunale di Venezia è interessato all'iniziativa. I 4 volontari dei carabinieri che lavorano già da 6 mesi nella sezione penale della Corte d'Appello hanno permesso di smaltire 1.500 pratiche che attendevano di essere registrate. Il tempo di omessa registrazione è un tempo che incide in modo grave sul tempo di pronuncia della sentenza e sui rischi della prescrizione.